Risorse per farla non ce le abbiamo, questo è poco ma sicuro se non l'avremmo fatta. E penso che debba essere un'opera che comunque debba essere conclusa, anzi non ho dubbi che prima o poi verrà conclusa, il problema è quando. E quindi se c'è la volontà da parte del governo di fare questo percorso noi ci siamo. Sono tanti soldi, però è pur vero che l'idrovia sarebbe, oltre a un tema viabilistico fluviale, ci presenta anche il grande vantaggio del tema della messa in sicurezza, il tema della tutela delle avversità atmosferiche. L'abbiamo già inserita nel piano del PAOS, vi ricordo quest'opera, per cui penso che se avessimo l'autonomia sicuramente avremmo più disponibilità di risorse, e risorse che potrebbero anche permettersi di affrontare questo. Pensa solo che potremmo fare un mutuo e quindi andare a indebitarsi, che non serve avere i soldi subito, ma basterebbe avere il rateo per il mutuo. Il futuro dell'idrovia dunque va di pari passo con quello dell'autonomia. Ecco i prossimi passi per il 2020. Abbiamo presentato la bozza di contratto all'intesa. Dall'altro il tavolo tecnico a livello nazionale è ancora aperto, abbiamo capito da quello che si dice che dopo la verifica di maggioranza che avverrà a metà gennaio, la prima partita che prenderanno in mano, ci dicono, sarà quella dell'autonomia, staremo lì a vigilare finché questo accada. Non è una strada facile, questo l'abbiamo sempre saputo, però tutto il terreno recuperato non si perderà mai più.